accelerate. Dovete andare piano dentro e andate in alto e aspettate i segnali, devono entrare tutti. Andiamo dentro e aspettate i segnali, non girate, avanti, 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 avanti. Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è valida, con Butterfly Horse molto veloce come da caratteristiche. In seconda posizione c'è Velox Mail, mentre è filtrato dalla seconda fila Astecca Dimar. Astecca Dimar va a chiedere strada a Butterfly Horse. E vediamo le scelte di Emanuele Matteini, che con Butterfly riprende in mano, prova a insistere Manuel Pistone, con Astecca Dimar che passa a condurre dopo 300 metri di corsa. Astecca Dimar in vantaggio, Butterfly Horse in seconda posizione, poi Velox Mail, quindi il 4 di Black di Venere, mentre di fuori si ritrova Actar OP, cioè 29 per i primi 400 metri di corsa. Astecca Dimar in evidenza nella sua scia, Butterfly Horse, poi Velox Mail, Black di Venere che sposta all'esterno in anticipo sulla risalita di Actar OP, mentre muove in terza ruota Vamos OP. Vamos OP aggira Black di Venere, va a portarsi a diretto contatto di Astecca Dimar e va all'attacco dopo un giro in un minuto, tende a passare Vamos OP nei confronti di Astecca Dimar e così Vamos OP è in vantaggio. Astecca Dimar secondo allo steccato, di fuori Black di Venere, il chilometro che se ne va in 1:15,2, sempre in seconda pariglia esterna Actar OP a precedere Boato di No. Alla retroguardia c'è Vita Breed. Vamos OP in evidenza, Black di Venere sempre al suo esterno, Astecca Dimar secondo allo steccato, poi il 7 di Actar OP in terza pariglia al largo, Boato di No. Terza alla corda è Butterfly Horse davanti alle tribune, un paletto in 14,8. Insiste Black di Venere all'attacco di Actar OP. I due apparigliati a 600 dalla conclusione, 15,2 per la curva di destra. Attacca Black di Venere, si difende Vamos OP, alla corda c'è sempre Astecca Dimar, fa fatica a tenere la seconda pariglia esterna Actar OP, allo steccato con qualcosa da dire anche Butterfly Horse, 1,59,9 il miglio di Black di Venere. Vamos OP perfettamente apparigliati a 300 dalla conclusione, Vamos che prova con la curva a guadagnare qualcosa a Black che persevera al largo, poi Astecca Dimar ha trovato la destra libera, ora Butterfly Horse che viene a centropista a far l'arrivo, 15,8 per la curva, Vamos OP in vantaggio, va di dentro Astecca Dimar, al largo di tutti Butterfly Horse che passa nei confronti degli avversari, interviene Velox Mail, Butterfly Horse che nel finale vince su Velox Mail, al terzo posto Black di Venere che stracorre al largo, poi ancora Vamos OP, Astecca Dimar, 1:15,3 il ragguaglio cronometrico, 37 la chiusa, Butterfly Horse, Emanuele Matteini che interpreta l'allieva di Franco Baldini, che è anche proprietario della figlia di Nesta F. Va al comando, lascia sfilare Astecca Dimar, poi da terza in corda trova il varco giusto al momento giusto, sprint micidiale in mezzo alla pista e vittoria per Butterfly Horse che a 20-1 si tiene dietro un altro outsider a 20-1 che è Velox Mail al terzo, Black di Venere.